Roberta Longhin, dipendente pubblico, è attiva nel territorio come componente del direttivo del Consiglio di quartiere Mogliano Centro-Nord, ha deciso di mettersi in gioco. Così, fra centrodestra e centrosinistra, entra in scena il candidato del Movimento 5 Stelle. La trasparenza e la condivisione sono i suoi punti forza. Io credo che molto importante sia la condivisione con i cittadini delle decisioni prese dall'amministrazione comunale e che vengano valorizzati i quartieri, soprattutto proprio sotto il profilo della verifica, della condivisione appunto delle idee, delle cose che vogliono fare poi gli amministratori. Molte le opere che dovrebbero essere realizzate a Mogliano, sanità e sicurezza fra le priorità. Gli interventi sono moltissimi, uno su tutti posso pensare alla riqualificazione del GRIS, perché il problema anche della sanità qui a Mogliano è molto sentito. E poi il discorso del decoro urbano, della sicurezza, molto importante qui a Mogliano, è molto sentita anche, ci sono già dei cittadini che si prestano anche per il controllo di vicinato. A Mogliano Veneto dunque per il momento ci sono 3 candidati sindaco. Roberta Longhin, fra 2 colossi, si definisce il sindaco di rottura. Hanno scritto un sindaco di rottura, probabilmente è vero, perché comunque penso di essere fuori dai giochi. Gli altri 2 sono persone già conosciute, io non sono molto conosciuta sicuramente, però credo che già il fatto di far parte del Movimento 5 Stelle sia una carta vincente per noi.